Positivo è il riscontro che ha avuto il convegno svoltosi al Teatro Pirandello di Agrigento lo scorso 30 ottobre, organizzato dalla Rete delle Professioni Tecniche. Diversi punti in considerazione, intanto la massiccia affluenza che si è registrata presso la struttura agrigentina, che non si vedeva da tempo per un simile evento, il sostegno delle tante associazioni del territorio, sia no profit che di lavoro, di tanti sindaci del comprensorio, la presenza di diverse rappresentanze dei parlamentari, e non per ultimo la sprona del prefetto ad andare avanti, la partecipazione al dibattito dei rappresentanti del governo nazionale e regionale, Cancelliere e Falcone. Insomma, il seme è stato piantato e tra qualche mese la Rete delle Professioni incontrerà le forze politiche per individuare gli elementi innovativi rispetto allo stato attuale, gli sviluppi relativamente alle richieste fatti, in primis un nuovo piano di investimenti speciali per il nostro territorio. Intanto sentiamo in parte anche le ragioni di quanto hanno sostenuto l'iniziativa presente al Teatro Pirandello. Non soltanto perché è mondo femminile, ma anche noi soffriamo per il fatto di vedere la nostra città, la nostra provincia allontanata da tutti, impossibilitata a venirci a trovare, nessuno può venirci a trovare perché siamo fuori dal mondo, non abbiamo infrastrutture, non abbiamo niente, dell'aeroporto se ne parla dal 1959, è un assurdo, c'erano tutto pronto, soldi stanziati, c'era un decreto legge appunto che prevedeva l'istituzione di 3 aeroporti, gli altri sono stati realizzati, il nostro ancora no. E su strada ferrata non possiamo camminare, su gomma non possiamo andare, ecco, siamo completamente immobilizzati, ecco perché il nostro appoggio, forte appoggio alle istituzioni. Anche il Soro Optimist ha voluto aderire a questo invito delle professioni tecniche, consapevoli come donne impegnate nelle professioni di quanto sia importante che la nostra città recuperi il gap della marginalità geografica. Evidentemente siamo consapevoli delle grosse difficoltà che ci sono, apprezziamo questa iniziativa perché significa lavoro, significa economia, significa crescita. Naturalmente anche l'associazione Ande ha aderito con molto piacere e con grande positività, perché ci aspettiamo un risvolto positivo da questi lavori delle associazioni tecniche che iniziano oggi e che si stanno occupando di un problema atavico, ma speriamo che possa avere uno sbocco, una soluzione. Naturalmente è una cosa che interessa tutto il territorio, che ha una forte ricaduta sul territorio, sui cittadini, su di noi, sulla nostra vita. Quindi ci contiamo molto e non perdiamo la speranza di poter risolverlo in qualche modo, grazie alle associazioni tecniche che hanno voluto portare avanti questo importante progetto. È una cosa importante soprattutto alla luce del fatto che col PNRR questa provincia è rimasta fuori. Ricordo a me stessa che già ad aprile i sindaci della provincia si erano mossi per una manifestazione e per un'indignazione nei confronti di un governo che non ha pensato a questa provincia. Sentirsi dire che la viabilità non era nei programmi del piano e la nostra provincia purtroppo sulla viabilità ha molte lacune ci ha lasciati stupefatti, quindi quello di oggi mi sembra un momento importante per capire verso quale futuro questa provincia può andare in termini infrastrutturali, mettendo insieme politica e tecnici. È un giorno importantissimo questo, a prescindere è una risposta veramente alla ripresa quasi post-pandemica, perché un convegno del genere è uno dei primi che si può tenere finalmente, è una cosa importante, vediamo le associazioni dei professionisti, dei tecnici riunite qua tutte assieme, all'unisono, hanno coinvolto anche tutte le autorità e questo è importante perché c'è una fame, una sete di ripresa e anche di infrastruttura. Agrigento deve essere non una città a vocazione turistica, ma deve essere una città turistica e naturalmente senza le infrastrutture non abbiamo dove andare. Penso che questa ripresa, e penso anche con l'intervento dei politici che competenti per settore, più anche tutti gli ordini qui presenti, penso che qualcosa finalmente noi riusciamo a ottenerla. Per quanto riguarda il PNRR, già anticipo che il giorno 3 io sarò a Roma con gli altri sindaci
siciliani proprio per andare a manifestare a Palazzo Chigi la necessità che questa nostra Sicilia ha una carenza di personale e una carenza di fondi. Sono momenti di crescita, momenti di confronto, è bene non lasciare niente indietro, le nostre comunità hanno bisogno di tutto, tutti i finanziamenti che possono arrivare, tutto il contributo che vengono dagli ordini professionali. Tra l'altro noi abbiamo intenzione di riaprire i contatti con tutti gli ordini professionali che ci sono a Favara perché abbiamo bisogno del contributo di tutti e questi sono momenti di crescita importanti ai quali dobbiamo partecipare. Sindaco, si aspettava questa vittoria così schiacciante per il voto a Favara, come se lo spiega? Ma in realtà sì, non per una sorta di arroganza in qualcosa, ma perché noi eravamo in giro, parlavamo con la gente, ci confrontavamo, l'aria era positiva, lo sentivamo, l'affetto e l'appoggio dei nostri concittadini, quindi eravamo sicuri del buon esito del risultato. Poi la quantità, il numero di voti non si possono mai calcolare in anticipo, però eravamo sicuri del risultato finale. La CNA sostiene questa iniziativa? Assolutamente sì, è un'iniziativa pregevole che deve essere sostenuta, ma non solo dalle organizzazioni, dalle associazioni professionali, ma da tutta la cittadinanza, da tutta la popolazione della provincia. Noi crediamo tantissimo che il volano dello sviluppo siano le infrastrutture e quindi in questo contesto noi siamo presenti perché vogliamo sostenere, ma vogliamo anche capire quali sono le strategie che si pongono in essere per cercare di raggiungere il completamento delle infrastrutture, per cercare di mettere in campo tutte le necessità che servono appunto a sviluppare il nostro territorio.